Castiglione Roberto! Piazza Maria Grazia, Ivan Castiglione. Ok. Maria Rosa Castiglione. Ok. Kimberly, Giuseppe l'ho vista. Zanfrone Barbara. Ricottone Vincenzo. Ricottone Sofia. Antinoro Maria. Giorgia Ricotta. Petri Cemento qua. Rina Pizzuto, Salvatore, Angelo Scottro, Carlo Giovanna, qui Fabiano, Scannella Gatti, Falzone, siete tutti, inizia a montare. La chiesa intitolata alla Madonna del Soccorso, che è la patrona di Castellammare del Golfo. Mangiamo giù. No. Si sente, mi sembrava che fosse il microfono, dico perché non si sente. No, è un fiore che mi hanno regalato. Ah, ok. Più avanti vi mettete, più possibilità avete di Qua ci sono 3 posti. sentire. Qualcuno si passa avanti. Nicola, leva esatto, sì. Poi Allora, sì. un'altra cosa, se faccio qualche foto ci sono dei problemi, poi la pubblichiamo sulla nostra pagina. Ok, qualcuno magari che non ha detto il marito che era qui. È capitale. Forse il marito non diceva. Allora, dicevo poco fa ad alcuni di voi che faremo tutto qua dentro, perché siamo seduti e soprattutto fa più fresco, perché sinceramente siete già in tanti, andare nella chiesetta che è molto piccola con questo caldo insomma si rischia, per cui ovviamente evitiamo. vi facciamo visitare anche il Museo degli Ori e la chiesetta. Esatto. Però tutto ciò che è la parte orale della visita conviene farla qua perché si sta pure meglio. Bene, allora, Castellammare del Golfo. Ma perché si chiama Castellammare del Golfo? Perché c'è un castello a mare.
chiaro, ovvio, non è che ci voleva una così grande mente, però questo appellativo Castellammare del Golfo vi posso assicurare che è relativamente recente, perché prima questo territorio, che oggi è Castellammare del Golfo, non si chiamava in nessun modo, non c'era nessun appellativo. Era semplicemente l'Emporium Segestanorum, e questo lo sappiamo attraverso Cicerone, che nelle sue verrine proprio ci fa sapere che questo territorio era l'Emporio dei Segestani, cioè c'era questa città importante. fare una predica. No, da dentro, e dentro la sagrestia non possiamo andare. Allora, provo ad aumentare il tono della mia voce. Allora, l'Emporio di Segesta, questa grande città importante, greca, no, elima, questa popolazione degli Elimi che era proprio concentrata nella Sicilia occidentale, nord-occidentale, e che quindi forma queste città, sono in tutto 3 le città elime, Segesta, Erice ed Entella, va bene, città importanti che, dico, sono intrise di civiltà elima. Il tempio di Segesta non è un tempio greco, bensì un tempio elimo, ellenizzato, perché le maestranze sono greche e quindi evidentemente facevano lavorare questi operai. I greci, il tempio che si vedeva più facilmente era proprio quello dorico, quindi quello è un tempio effettivamente dorico, ma un dorico particolare, come per esempio non c'erano neanche le scalanature nelle colonne, va bene, e tanti altri particolari. Comunque questa città Segesta, che nel V secolo a.C. diventa una città importante e ricca, e si può permettere il lusso addirittura di litigare, anche perché erano un po' litigiosi i segestani, va bene, addirittura contro Siracusa, va bene, che era una città greca importante. Addirittura Segesta chiama gli ateniesi in aiuto per combattere contro i siracusani, quindi questo per dirvi che era una città effettivamente importante, di grande pregio. Aveva bisogno evidentemente di un porto, di uno scalo commerciale per poter esportare ciò. E dove lo trova? Lo trova qui, in questo territorio Castellammare. C'era quindi l'Emporio, proprio quelli che sono le basi del porto verso la marina, ma c'era anche la possibilità di navigare il fiume, oggi fiume San Bartolomeo, che fino a un certo punto era navigabile, quindi fino alle terme segestane, e quindi dalle terme segestane fino al mare era navigabile e si potevano quindi far uscire i prodotti che venivano coltivati, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo un emporio e rimarremo l'emporio di Segesta per lungo tempo, fino all'arrivo evidentemente poi dei Romani. I Romani incominciano e trattano Segesta come una città libera, addirittura non pagava le tasse, fino a quando praticamente poi anche con i Romani hanno avuto dei problemi e li hanno schiacciati definitivamente, va bene? Noi avremo un nome con gli anni. Quando arriva, diciamo, con un arabo, ma già in periodo normanno, all'inizio dei Normanni, quando arriva all'Idrisi qui a Castellammare, e vedendo la montagna che degrada verso il mare quasi come una scalinata, la chiamerà Al-Madarij. Al-Madarij è un nome arabo, perché lui è un geografo arabo, va bene, significa scalinata, gradino. Questo perché? Perché la montagna effettivamente degrada verso il mare come una scalinata. Però vedete, la storia a me personalmente piace in modo particolare perché
Ci sono sempre novità, anche a distanza di secoli e di anni, va bene, ci sono sempre novità. Ebbene, ci sono stati nuovi studi e molto probabilmente Almadarige viene invece da un termine, mandrague. Devo essere sincera, non so bene se si pronunci proprio così, è un termine arabo, va bene, che invece ha un altro significato, ha il significato di attrezzatura che serve per la pesca del tonno. Diciamo che le tonnare a Castellammare sono di casa. Ne avevamo 5 che gestiva tutto questo territorio, la tonnara di Castellammare, la tonnara della riserva dello Pulso, della riserva dello Zingaro, la tonnara di Scopello, la tonnara di Magazzinazzi e la tonnara del Secco. Ok? Mi sono ricordata. Quindi erano 5 tonnare evidentemente importanti, tonnare sia di andata che di ritorno, cioè quando arrivavano i tonni nel Golfo di Castellammare e quindi c'era la prima mazzata, grande mazzata, va bene, e dopo di ciò quei pochi che rimanevano e volevano poi ritornare indietro, c'era la seconda, ed erano queste le tonnare di ritorno, cosiddette tonnarelle, perché evidentemente andavano a pescare meno tonni rispetto alle prime. Quindi evidentemente fra le due teorie, scalinata o attrezzatura per il tonno, consentitemi, io propendo più per la seconda, perché effettivamente c'era l'industria del tonno, non solamente quello che era la pesca, ma evidentemente tutto ciò che era di conseguenza della pesca, quindi l'iscatolamento, la salatura, eccetera, eccetera, e anche il trasporto. Se pensate che nel 2003 sono state trovate, oggi in territorio di Alcamo, ma allora in territorio segestano, va bene, sono state trovate delle fornaci di epoca romana che sono praticamente quasi alla foce del fiume San Bartolomeo. Oggi San Bartolomeo, una volta Crimisos, quindi che veniva da Segesta, dove non solo ci sono dei moli, sono stati trovati di attracco, ma addirittura delle fornaci che per la terracotta, che andavano quindi a produrre mattoni, ma soprattutto le anfore, la Dressel 21 e il 22, che servivano per il trasporto, ve lo dico in siciliano, sicuramente lo capite, va bene, della tunnina. La tunnina non è altro che il tonno salato. Quindi qui venivano fatte le anfore, veniva quindi messo il tonno salato e poi trasportato. Sono delle anfore particolari che hanno un piede, va bene, che veniva poi messe all'interno dell'imbarcazione e trasportate. Allora, perché vi ho voluto fare questa premessa? Perché purtroppo voi non potrete vedere il castello. Il castello è in restauro, già da 2 anni e mezzo. E voglio fare una battutaccia, le solite cose pubbliche, dicono che in un anno si sbrigano, ma poi 2 anni, 3 anni, io spererei sinceramente che a fine estate, hanno detto a luglio l'avrebbero consegnato, però non hanno detto l'anno, per cui a questo punto non sappiamo bene com'è la situazione, va bene? E quindi ho difficoltà anche a parlarvi di questo castello, che è un castello, come dice la dicitura stessa, arabo-normanno. Però, c'è un però, è probabile che ci potesse essere già una prima torre, addirittura in periodo bizantino, quindi prima dell'arrivo degli arabi. Questo perché non abbiamo nessun riscontro, ma dato che i bizantini facevano così, evidentemente si è pensato che probabilmente lo avessero fatto anche qui, ma non abbiamo, ripeto, né riscontri di fonti né tantomeno un riscontro archeologico. Fatto sta che arrivano nell'827, lo sappiamo tutti, gli arabi, dopo 2 secoli di attacchi comunque da parte degli arabi, finalmente arrivano nell'827 e quindi costruiscono o
inglobano probabilmente quella prima torre. Fatto sta che costruiscono questa torre quadrangolare, che è il primo nucleo quindi del castello. Quando arriveranno i Normanni, va bene, ci sarà un ampliamento verso l'alto di questa torre. Il castello, che noi continuiamo a chiamare castello, ma vedete, non è proprio un castello, non si tratta di un castello così come lo possiamo intendere, è una traduzione da castrum, ok? Che è stato più facile tradurre con castello, ma effettivamente si tratta di una fortificazione militare, va bene? E quello che è rimasto, infatti, è proprio la parte militare alla fine, perché tutto il castello, tutte le ali del castello, ormai sono case private, ma che facevano parte comunque di tutto il castello, che ha la classica come dire, configurazione del castello normanno. Parte difensiva, di solito il castello normanno è così, la parte difensiva, le due ali che vanno a chiudersi con due torri finali, la porta di chiusura di solito era poi un ponte levatoio, va bene, in maniera tale che si proteggeva in qualche modo, e quindi al centro rimaneva il cosiddetto ballium, cioè la piazza centrale. Era un castello, poi quando andrete alla chiesetta del castello lo vedrete, lo faranno vedere loro due perché io starò qui. Perdonatemi, ma io starò qui, vabbè, non è possibile, non è possibile. Allora, un castello del tutto autonomo, ripeto, era più una fortificazione. Lì abitavano i soldati, erano quindi sul mare, stavano a guardare se arrivassero altri pirati, perché abbiamo avuto all'inizio gli attacchi degli arabi, poi abbiamo avuto un periodo di pausa con gli arabi, normanni, svevi, arrivano gli spagnoli e, signori miei, continuano gli attacchi da parte degli ottomani, dei turchi, per cui c'era sempre bisogno di stare comunque allerta, va bene? Saranno gli aragonesi finalmente poi a cambiare la denominazione di questo luogo e a chiamarlo Castrum ad Mare. Ma anche lì c'è stato qualche problema, perché il Castrum ad Mare c'era già, ed era a Palermo, si chiamava così, Castrum ad Mare. E allora dovevano inventarsi qualcosa per cambiare la denominazione. Niente di più facile, Castellammare è in un posto favorevole, è quello che è al centro preciso del golfo di Castellammare. Per Baroni Agliata, abbiamo detto 1500, costruiscono questa parte del paese. Ma vediamo un po' qui. Oppure facciamo una cosa, prima vi parlo della chiesetta piccola del castello, in maniera tale che poi quando voi andrete, facciamo le cose in maniera cronologica, quando voi andrete avete più o meno le idee più chiare. Ecco, la chiesetta del castello è una chiesetta molto antica, addirittura, anche se non abbiamo la bolla di fondazione, si pensa che sia del 1099. Quindi è una chiesa normanna, ed era intitolata a San Nicola, classico santo normanno, il Santa Claus di oggi, va bene? Quindi, a un certo punto però, anche qui vi faccio salti, va bene, alla fine del 1500, dopo la battaglia di Lepanto, quindi quando la cristianità sconfigge gli ottomani di Turchi, e questa battaglia viene data, questa vittoria viene data alla Madonna del Rosario, va bene, come la Madonna che fece questo miracolo di questa vincita, viene intitolata, a un certo punto sto Santa Claus finisce, sto San Nicola non si sa più dove sia andato a finire, va bene, niente, viene intitolata alla Madonna del Rosario. Sapevano che noi prima o poi saremmo entrati come Kernos
a fare questo tipo di lavoro, io mi chiamo Rosario. Cioè faccio la battuta, va bene. Mio marito si chiama Nicola, ecco, ma Nicola viene fatto. Non c'è niente, una zero. Va bene. Esatto. Ebbene, quando sarete lì ci sono due cose interessanti da vedere. Intanto la lapide di un bambino e il figlio, l'unico figlio maschio del barone Ardiata. Mi raccomando, fatelo notare. L'ultima, fare spoiler. L'unico figlio maschio del barone Ardiata che muore piccolino qui a Castellammare e quindi viene sepolto in una chiesetta. Sapete bene che prima i defunti venivano sepolti nelle chiese, va bene, e poi sarà tolto, quando morirà il padre sarà tolto da lì e portato a Palermo. E poi c'è da vedere il trittico ligneo della Madonna del Rosario con i santi Domenico e Caterina, che sono stati restaurati da noi della Kernos, dell'associazione a cui apparteniamo. Sono stati restaurati perché stavano completamente collassando e quindi li abbiamo voluti restaurare proprio per renderli di nuovo fruibili e valorizzarli in qualche modo. Va bene, allora cambiano i baroni, si incomincia a costruire la parte del 600 che è la parte ancora più avanti della zona pedonale. Praticamente io non so se arriverete ad andare, va bene, non so perché dipende molto. Andiamo a questa chiesa. Questa chiesa invece è del 1726 inizia la costruzione e fino al 1736 fanno e costruiscono la chiesa, iniziano poi pian pianino a decorare tutti gli altari, sono una bellezza di 9 altari, va bene? È una chiesa che dà semplicemente l'idea di essere comunque grande, ma vi posso assicurare che è più una illusione, perché il padre Mariani, questo architetto di Pistoia, un padre crocifero che viene comunque a stare qui nella chiesa e nel convento dei Crociferi che noi abbiamo nella zona pedonale, che oggi è il municipio di Castellammare, questo convento, e la chiesa è l'aula consiliare. Questo architetto Mariani si trova in una situazione un po' particolare da dover risolvere. Perché? Perché lo spazio è veramente poco. Davanti c'era l'impianto delle case del Cinquecento, quindi lui si è trovato con poco spazio e questa parte qui va a utilizzare la parte dietro, quindi, ma a un certo punto si è dovuto fermare perché c'era lo strapiombo sul mare. E allora che cosa fa? Va a fare un'illusione ottica. Vedete questi pilastri quadrangolari? Sì. Va bene? Guardate come continuano nella parte digitale con queste questo che cosa sta a significare? Che lui fa una sorta di abbraccio, vedete? Parte così e va quindi a concludere con questo abbraccio un'illusione di profondità, ma effettivamente non c'è questo grande spazio, ok? Vedete le coperture dei pilastri sono tutte in pietra, io non lo chiamo marmo perché questo non è marmo, è pietra di Castellammare. Gli affreschi sono del Tresca e del Velasco, attenzione però, non è il Velasco, non è il Velázquez, quello del 500, molto famoso, ma è il Velasco che amava così tanto la
che devo gridare, però le campane, grazie. Era l'ora. Allora, si fa chiamare Velasquez, però effettivamente si chiama Velasco, ok? E quindi Tresca e Velasco, ma la cosa importante da ricordare in questa chiesa è innanzitutto questo Cristo, che si pensava essere dell'800, si pensava essere dell'800 e invece nel momento in cui si ruppe un braccio, quindi sono stati costretti a restaurarlo, la dottoressa Vedere, questa restauratrice trapanese, si accorge di qualcosa che non conosceva bene questa situazione. Si accorse che non era di legno. Non era stato bene. Bensì di sughero. È leggerissimo, in legno ci sono solamente le mani e i piedi perché ha subito un incendio e quindi si sono bruciate proprio le estremità e allora lì quelle sono state ricostruite in legno. Neanche la croce è quella originaria perché si è bruciata tutta, mentre tutto il Cristo poi è in sughero. Allora, queste statue in sughero sono così rare, vi assicuro che ce ne sono, ce ne sono poi 4, 2 più importanti e 2 meno importanti a Firenze e sono i classici, insomma, il Cristo che di solito sta messo appeso e che guarda quindi i fedeli dall'alto. Questo è nel momento in cui esala l'ultimo respiro. Va bene. E quindi dico, è di scuola toscana, questo lo sappiamo, valutate che gli Alliata erano toscani, di Pistoia per la precisione, va bene, e che quindi vengono poi qui in Sicilia, è un ramo della famiglia Alliata che si trasferisce qui in Sicilia. Quindi è probabile, dato che loro continuavano come baroni di Castellammare ad avere contatti comunque con la Toscana, contatti commerciali, è probabile che abbiano commissionato lì questo Cristo e lo hanno poi portato qui a Castellammare. Valutate che molto probabilmente, non abbiamo fonti certe, questo Cristo era nella chiesa nella seconda riedificazione, perché questa è la terza riedificazione. C'è stata una prima nel 1516 fatta con Giacomo Agliata, alla fine del 1500 perché aumenta la popolazione, c'è quindi abbattono la prima e ne fanno una seconda per farla più grande, infatti la seconda è divisa in 3 navate. Quando poi c'è il miracolo del 1718 che abbiamo festeggiato 3 giorni fa, il 13 luglio, va bene, che ricorda insomma il primo miracolo della Madonna del Soccorso qui a Castellammare, viene abbattuta la seconda e fatta questa terza riedificazione della chiesa. Come? Il miracolo della Madonna del Soccorso qui a Castellammare ce ne sono tanti, però quello Il primo, quello del Come? Sì, lo racconto. È quello del 1718, quando una nave spagnola si rifugia nella cava di Castellammare mentre era inseguita da 5 navi inglesi. Arrivano dentro la cava, il nostro barone, questa volta sono i baroni Naselli, va bene, tira la prima cannonata contro le navi inglesi. Non so che cosa avesse in mente, va bene, perché contro 5 navi inglesi, cioè tu che non sai, insomma, non hai molte esatto, non so che cosa volesse fare, fatto sta che gli inglesi rispondono in maniera proprio pesante, quindi cominciano a cannoneggiare il castello e addirittura proprio verso la spiaggia, arrivano verso la spiaggia con le scialuppe, scendono, a un certo punto li vedono girare, mettersi di nuovo sulle scialuppe e ripartire verso i vascelli che erano più a largo. Non
si è capito. Posso fare una domanda? Il castello a mare di Palermo ha qualcosa in comune con questo castello? No, erano semplicemente due castelli, erano staccati, ma dato che comunque si trovavano a mare, c'era questo legame castello a mare, semplicemente questo. Grazie. Che poi, oltretutto, il castello a mare di Palermo ebbe anche una brutta fama, però durante il periodo poi dei Borboni, perché veniva... era diventato un carcere, ma anche con i Savoia comunque. Con i Savoia era considerato un carcere e venne abbandonato, era visto insomma sotto una brutta, diciamo... con una brutta nomea, per cui poi venne abbandonato. Ora so che hanno fatto comunque scavi più o meno recentemente. Secondo me gli inglesi se ne sono andati perché sapevano che qua in inglese non parla nessuno. E infatti. Dice no, meglio che Vi presento mia figlia. Allora, eravamo arrivati che gli inglesi se ne vanno, nessuno capì il motivo. Certo, non Come mai se ne capire sono andati? Che è successo? Fatto sta che le fonti qui non sono molto chiare. C'è chi dice dopo 3 giorni, c'è chi dice dopo un anno, ancora peggio. Va bene, il pilota, perché così è scritto nei documenti, sarebbe il nocchiero di una di queste navi inglesi, da Trapani viene a Castellammare, noi non sappiamo bene se fosse inglese o se fosse siciliano, va bene, fatto sta che ha raccontato che loro sono andati via perché a un certo punto hanno visto una grande donna sulla montagna con una schiera di angeli, hanno avuto paura e sono andati via. Evidentemente questo poi è una questione di fede che non ha più niente a che fare con la storia, va bene? E quindi io mi fermo qui. Devo essere sincera, propendo più per un altro miracolo avvenuto, che è il miracolo che salva l'intera marineria castellammarese, ed era una marineria, vi posso assicurare, molto numerosa, non con le poche barche che ci sono ora, va bene, che partono per andare a pescare sarde, va bene, tutti. A un certo punto c'è una tempesta impressionante in tutto il golfo di Castellammare e si salvano, cominciano le donne, i figli a venire in chiesa, a pregare, ci sono messe continue per cercare di vedere se si potessero salvare. Fatto sta che non mi dilungo di più, si salvano tutti e invece nel golfo di Castellammare, come per esempio a Terrasini, a Balestrate, ci sono parecchie perché le barche si sono completamente sfracellate, e non solo perché perdono l'albero maestro, va bene, quindi non avevano più come governare l'imbarcazione, ma addirittura molte invece si andavano a sbattere verso gli scogli e quindi si sa che la Madonna c'ha figli e figliasci, diciamo, cioè di Sempre sua figlia. è sempre mia figlia, va bene? Allora, vi stavo dicendo del crocifisso, io poi sono stata, che c'è stata la domanda e mi sono persa, va bene. Perché è così di valore? Perché non solamente il sughero sono rarissimi, ma perché c'è un'altra tecnica particolare. Vedete il panneggio che copre il Cristo? Quello è stato fatto con una metodologia particolare che si chiama estofado de oro. È un termine, una tecnica spagnola, cioè noi gli spagnoli li abbiamo avuti per 4 secoli, per cui voglio dire, va bene? E sulla scultura veniva messa quindi una lamina d'oro zecchino. Questa lamina veniva poi pitturata con delle vernici colorate particolari e infine con un apposito attrezzo, quasi un pettine per capirci, veniva graffiata questa vernice e si andava a fare un disegno floreale quasi damascato. Va bene. Si vede che nel corso dei secoli è stato coperto. La dottoressa Veteri si accorge di questo particolare, ma dato che io non so se a Mussumeli si dice
dice così come si dice da noi, senza rana non se ne canta messa, ecco, praticamente non ha continuato nel suo lavoro. Per cui diciamo che sarebbe bello, e io lo dico visto che noi facciamo promozione del nostro territorio e ribadisco che non sono una guida turistica, è giusto che voi lo sappiate, va bene, mi piacerebbe che si potesse. Stiamo chiedendo un altro miracolo alla donna. È sempre mia e sì, va bene, quindi le sto parlando. Allora, io direi a questo punto di andare al Museo dei Fiori, dopo di ciò io mi seguo, perché ho una certa età e quindi Ho caldo. Caldo no, e ho caldo. caldo, no, caldo. Questo però è come lo avremmo visto nel 1801, perché è stata trovata, vedete, quella mappa casualmente da un nostro storico castellammarese, socio della Kernos, quando il castello viene rimodulato per l'arrivo di Ferdinando III di Borbone. E quindi viene rimodulato perché veniva il re, veniva i soldati, la corte, quindi dovevano rifare evidentemente nuovi locali, nuove cose. E quindi viene fatto dal nostro artista Giuseppe Bosco questo castello. Anzi, a questo proposito ve lo dico, non so se magari potrete esserci, chi lo sa, non si sa mai. Giorno 29 presenteremo il plastico di un altro castello, questa volta il castello Inici, giorno 29, che è 3 volte questo, è qualcosa di veramente imponente, di maestoso. Proprio perché vogliamo continuare a non far dimenticare quella che è, vedete, quello che è il nostro territorio e ciò che c'è nel nostro territorio, perché purtroppo c'è la tendenza a dimenticare. Ma diciamo che cosa è rimasto di questo castello? Di questo castello, allora, lei deve valutare che non c'è più questo camminamento, perché qui ci sono le case private, non ci sono più le 4 torri ottagonali, perché sono completamente cadute, rimane semplicemente il camminamento, questo qua di entrata, perché da qui, da questa porticina si entrava, ok? Non c'è più il maschio, non c'è più neanche il maschietto, quello piccolo. Sono rimaste le case, che sono tutte case private, è rimasta la chiesa ed è rimasto anche il palazzo baronale qui, anche se diciamo che sarà il prossimo che cadrà.
Ah, perché? Vabbè. Quindi coraggio, ecco perché noi abbiamo voluto fare questo plastico, perlomeno per farlo vedere, per ricordarlo noi, ma soprattutto quelli che verranno dopo di noi, perché mi sembra che siamo messi prima. Comunque, e lo stesso vale per il Castello di Indici, che praticamente ormai è ridotto a tutti. Va bene, allora, quello che noi chiamiamo Museo degli Ori della Madonna del Soccorso sono in tutto 2 stanze, quindi più che museo direi una mostra permanente. Mostra permanente che siamo stati noi della Kernos, e me ne voglio prendere ogni vanto, a volere per forza aprire per far conoscere quello che c'è qua dentro, che è la storia devozionale di Castellammare del Golfo, va bene, farla conoscere non solamente ai turisti, ma prima di tutto ai castellammaresi, va bene, che proprio lo sconoscevano. Va bene. Allora, vedete queste tele, per esempio, queste tele sono di una ex chiesa che oggi è l'aula consiliare, e sono state tolte proprio per proteggerle. Erano la chiesa dei Padri Crociferi, che sono stati fondati da San Camillo dell'Ellis. Questa era la tela che era la pala d'altare, quindi sull'altare maggiore c'era la Madonna degli Agonizzanti, perché era dedicata proprio alla Madonna degli Agonizzanti. Va bene. C'erano i Padri Crociferi, quindi la chiesa, e il convento accanto era invece dove stavano appunto i Padri Crociferi, che oggi è invece il palazzo comunale. Va bene? Tutto questo lo abbiamo grazie a Miss Italia, là dietro. Lo vedi quando dico Miss Italia come vi girate tutti a guardare? No, è una donna, signora. No, perché la dico non si vede. Con la giusta buona, così magari... Ah, grazie mille. Allora, Miss Italia, perché se io vi avessi detto grazie a quella buttona lì, magari probabilmente manco vi giravate, dice evitiamo di vederla. Invece Miss Italia vi viene la curiosità. Allora, questa è Francesca Bassano di Rocca Fiorita, è una nostra baronessa, la quale è molto religiosa e molto vicina ai Padri Crociferi, quindi è lei che con i suoi soldini fa costruire sia il convento che la chiesa, va bene, quindi è una nostra benefattrice. Il barone Aliata era tutto sopra, sto ancora devo, non ho capito, era bello, era... Sempre sua figlia, vero? È sempre mia figlia? Mister Universo, perché a lei dovete fare il body shaming? Del Carmelo. Sono affreschi questi qua che erano presso il castello di Inici, che ormai è ridotto a un rudere, e sono stati salvati e portati qua. La statua della Madonna del Soccorso è questa, la statua che va in processione per la festa della patrona, che è il 21 di agosto. Questi sono oggetti sacri molto antichi che si sono tramandati dai vari arcipreti, e sia queste che queste sono tutti paramenti
paramenti che hanno la particolarità di essere ricamati con fili di oro zecchino. Si curava i suoi interessi, poi del resto viveva a fare. Questa chiesa, diciamo che come fondazione si fa risalire al 1092, neanche era così larga. Questa era semplicemente una cappella, grosso modo arrivava qua, quindi pochissimo spazio. È stata fatta successivamente, è stata allargata, eccetera, eccetera, ma originariamente si poteva definire una cappella. La particolarità invece è questo trittico, questo che rappresenta iconograficamente la Madonna del Rosario, però ha delle particolarità che possiamo, questa qua è l'iconografia classica riconosciuta dalla Chiesa. Ci sono delle cose diverse, tipo il bambino sul braccio sinistro, sul braccio destro, la Madonna che dà il rosario a Santa Caterina invece non la dà a San Domenico. Quasi speculato. Non sappiamo se sono licenze artistiche che si è preso lo scultore, poi è un'interpretazione voluta, eccetera, eccetera. Ma la cosa principale è che vedete che in questo trittico i rosari vengono consegnati sia dalla Madonna che dal bambino. Ma anche qui però, anche qui. No. Sì. Ah, sì, non ce l'avevo fatto caso. No, è la mano forse. Là c'è dato con tutte e due le mani e qua con una sola. No, questo trittico è stato restaurato a cura della Kernos e ha una storia tutta particolare, soprattutto la Madonna. Se poi andate su internet, per esempio, è facile che incontrate Madonna Nera di Castellammare oppure la Madonna della Ignune dell'angolo. Perché nasce tutta questa storia? Vi assicuro che è stata pesante poterla digerire, perché questa Madonna prima era messa in questa nicchia, ma non è che era stata messa perché era Madonna della Ignune, c'è una storia alle spalle. Siccome qua doveva entrare la Madonna del Carmelo, che è quella statua del museo dove sono gli ori, la prima a sinistra, essendo un po' più alta quella, qua dentro non c'entrava. Quindi il prete che cosa ha fatto? Semplicemente ha cambiato lo scapolare con la corona e ha invertito le statue. Evidentemente questo qua noceva un pochettino alla fede, alla cosa. Quindi mettendo la Madonna del Rosario qua, i devoti neanche la guardavano più quella del Carmelo, guardavano quella del Rosario. E credevano perché ritornasse al suo posto. Allora il prete si inventò una storiella. Dice, avete ragione, dice, che ci posso fare io? Dice, io la mattina la trovo qua, la prendo, la carico, la metto là, chiudo la chiesa, l'indomani mattina la ritrovo qua. Vuol dire che la Madonna vuole stare
Navagnone. Cioè, una volta i preti purtroppo, tra virgolette, erano delle autorità, e quindi quello che diceva era cosa buona e No, giusta. signora. Portavoce della Madonna. Insomma, questa statua che si fa risalire verso la metà del 1500 è stata qua tutto sommato 100 anni. Per i primi 400 anni è stata là dove la vedete ora. Però si è invalsa l'idea che questa era la Madonna dell'Agnone perché era nell'angolo della chiesa. Invece Madonna dell'Agnone nasceva da un altro tipo di ragionamento, che era la chiesa di Lagnone, perché era nell'angolo del castello, della cinta muraria. Invece sembrava abbandonata nell'Agnone, invece no. Esatto. Poi perché la Madonna nera? Signori miei, io sfido chiunque, qualunque stare qua con l'umidità del Vesavino, i cieli accesi tutto il giorno, temperature non controllate, eccetera, era ridotta nera. In fase di restauro è venuto fuori il colore naturale. E sono queste qua 3 statue processionali perché sono cavi di dentro. Sono leggere come strutture, quindi si adattavano alla processione. Qualche tratto, da qui non si vede, ma è nella capigliatura della Madonna, c'è qualche tratto di modernità, tra virgolette, rispetto alle classiche statue della Madonna. C'è qua il cosiddetto tuppo, l'acconciatura con i capelli tirati all'indietro. Questa qua è un'altra particolarità che non è facile riscontrare nelle altre statue. Questo è quello originale, come è girata proprio. Sì, no, loro due no, solo la Madonna è speculata, sì. San Domenico e l'altra no, le statue no, ma la Madonna, anche il bambino porta dall'altro, la testa è speculare. Però voglio dire, può essere delle licenze, delle interpretazioni, non lo sappiamo. Sappiamo di certo che non c'è trittico uguale a questo in tutta Italia, almeno. Quindi questo si può definire un unicum. E questa è la piccola storia di questa chiesa che, ripeto, viveva e si autoalimentava con le sostanze del bagno del primo Luglio. Siamo qua fino al 1500, quando il baronaliato iniziò a costruire la città fuori da queste mura. Quindi era l'unica chiesa. Dopodiché fu costruita la prima chiesa madre e a distanza di 300-400 metri di San Nicola prima questa era San Nicola. poi è stata costruita poi quella di San Nicola. poi San Nicola addirittura ci fu un periodo che era il patrono. sarà il primo padrone che sta là. Tanto è vero che se voi parlate della Madonna del Soccorso, noi la chiamiamo principalissima patrona. Perché principalissima? Perché essendo più di uno i protettori di Castellammare, lei si doveva distinguere. Quindi principalmente era lei e poi quelli che venivano. Poi con la padrona erano San Giuseppe e Sant'Antonio e Santissimo Crocifisso. Quello è tabernacolo. Sì. Non è originale. Allora, qua. no, non è originale, però è abbastanza antica. In questa chiesa viene letta messa una volta all'anno ed è per il 7 ottobre per la Madonna del Rosario. Mentre quelle cose madri in marmo vengono dal castello di Indici. È stato portato dall'arciprete, ha smontato là perché era tutto cose il degrado, l'ha montato qua come altare. E c'erano i gesuiti. Un'altra cosa che non deve... La tomba della bambina dov'è? Palermo. La tomba della bambina era originariamente qua sopra. Il ragazzo. Poi è stata trasferita in chiesa madre ed è probabilmente ancora lì perché le lapidi sono là.
Ultima cosa, questi bassorilievi, queste cose sono di scuola Gagginiana, ma l'acqua salviera è autentica di Antonello Verdi, ha una particolarità, se la vedete da sotto, è una mano che la regge.